Alessia disegna e sogna. Claudio è attratto da tutto. La scorsa primavera è stata la più difficile. Chiusi in casa, la scuola a distanza, sperando ogni sera l'annuncio della fine del loro confino. Poi è arrivata l'estate. La città era invasa da monopattini, bici, skate elettrici. Lo vide arrivare sotto casa. Il solito spaccone. Ma era troppo felice di vederlo. Mettiti la mascherina però. La metto. Ma sei sicuro che possiamo salire in due? Sì, ma al massimo va a 40 all'ora, su. Poi ce l'hanno tutti. Allora, vai. Così. Così. Claudio saltò un marciapiede facendola volare. La caviglia si piegò e iniziò a batterle forte. Per condurre un monopattino è necessario avere 14 anni. I minori devono indossare il casco obbligatorio. Si può circolare solo dove è consentita la circolazione delle biciclette. Il limite di velocità è di 25 km/h quando si circola sulla carreggiata e di 6 km/h nelle zone pedonali. Le telefonate sono consentite solo con auricolare. È obbligatorio indossare il giubbotto retroriflettente nelle ore notturne e azionare le luci anteriori e posteriori. È vietato trasportare persone, animali o cose. È invece possibile portare uno zaino sulle spalle.